Sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Palermo a stabilire le cause della morte di Francesco Bacchi, ucciso a balestrate all'esterno della discoteca Medusa dopo una rizza. I medici dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico dovranno stabilire se Bacchi sia morto per avere battuto la testa a terra durante la colluttazione con un coetaneo oppure per i calci ricevuti mentre era sul selciato, calci che ha sferrato Andrea Cangemi, il giovane di 20 anni in stato di fermo per il delitto del giovane Bacchi. Sia su Bacchi che su Cangemi saranno eseguiti gli esami tossicologici. Intanto il legale del fermato fa muro e dice: il mio assistito non si accanisce sul giovane che era caduto a terra, anzi, dopo essersi difeso e aver sferrato 2 calci, va via. Il fulcro, del reato e del processo è stato filmato da queste telecamere. E cosa vediamo noi da queste telecamere? Vediamo il Cangemi che viene un po' sballottato da un gruppo di 7-8 persone a lui sconosciute. Poi improvvisamente arriva il Bacchi che colpisce il Cangemi con 2 schiaffi e forse anche un pugno. Il Cangemi che reagisce con un calcio distinto, uno spintone a un calcio, Bacchi che cade, si rialza per andare verso il Cangemi e prima ancora che si riuscisse a andare verso Cangemi viene ricolpito dal Cangemi. Dopodiché Bacchi resta a terra, Cangemi pensa che tutto sia finito e se ne va. Per la rissa scoppiata per futili motivi ci sono altri 5 indagati, di cui 2 minori. I carabinieri della compagnia di Partinico stanno proseguendo con le indagini per dare un nome a tutti i giovani che hanno preso parte alla lite. Le immagini da sole non chiarirebbero chi avrebbe appunto preso parte al pestaggio di Bacchi. Esercito e tolleranza zero. Dopo l'ennesima rissa col morto, ultimo episodio di violenza che insanguina le strade di Palermo e Sobborghi, anche la Lega chiede il pugno duro per voce del commissario siciliano, l'eurodeputata Tardino. Omicidi, violenze di gruppo, risse, furti, violenze sugli animali. Credo che si tratta di un'escalation a cui bisogna dire basta. Invochiamo l'aiuto da parte dell'esercito che possa cooperare con le nostre forze dell'ordine. Il messaggio che deve passare dalla politica e dalle istituzioni deve essere chiaro: tolleranza zero nei confronti dei criminali. Già qualche settimana fa, dopo la sparatoria in via La Lumia, il sindaco Lagalla aveva reso noto di avere chiesto l'esercito, ma che il governo nazionale non aveva accolto la richiesta, disponendo solo un piccolo contingente nell'area della stazione. Secondo il governo, riferiva il sindaco, la microdelinquenza a Palermo è molto inferiore rispetto a quella di altre città metropolitane. Statistiche a parte, una posizione sempre più difficile da sostenere alla luce dei nuovi fatti. Il pressing adesso arriva anche dal partito del ministro Salvini. Ester Palmieri, come dalle notizie di cronaca, ha le stesse analogie di Marianna. L'unica differenza che c'era è che Ester non ha avuto il tempo di denunciare l'ex marito. Marianna ne aveva fatte 12 denunce, se vi ricordate bene, e tutte seguite da referti ospedalieri. 12 denunce rimaste nei cassetti della procura. Marianna fu uccisa dal marito a Palagonia in provincia di Catania. Era il 2007, non c'erano né il codice rosso né la legge contro lo stalking. I 3 orfani, 3 bimbi di 3, 5 e 6 anni, vengono affidati al cugino Carmelo che li accoglie nella sua casa di Senigallia insieme ai suoi 3 figli. Con un totale di 6 maschietti a carico comincia una battaglia legale. Ottiene per la prima volta la condanna dei magistrati per non avere protetto Marianna. Sentenza poi clamorosamente ribaltata in appello con la richiesta di restituire il risarcimento ottenuto e la seguente motivazione: l'uomo era così determinato che i giudici non avrebbero potuto impedire il delitto. E la resa dello Stato è quindi dire chiaramente alle donne: non denunciate perché tanto comunque non c'è nessuno che vi aiuta. Questo era il problema fondamentale e io non potevo stare fermo a far finta di niente. La vicenda si risolve poi a loro favore in Cassazione sotto una forte pressione mediatica. Ai figli di Marianna, che oggi hanno tra i 20 e i 22 anni, potrebbe applicarsi la legge varata dalla regione siciliana sull'assunzione dei figli di vittime di femminicidio. A noi, o meglio ai miei figli, non credo che possa interessare ritornare indietro in Sicilia e forse anche rivivere quello che è stato il loro passato. Loro ormai sono radicati a Senigallia, ma non solo, comunque stanno studiando e stanno facendo una vita lassù. Non penso proprio che siano interessati a venire qua giù in Sicilia. La storia di questa famiglia allargata è stata raccontata nella fiction di successo I nostri figli, interpretata da Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, una storia che purtroppo continua a ripetersi.
Non c'è nessuno che ti insegna come farlo, lì deve essere qualcosa di innato dentro. Nel nostro caso è stata una scelta presa dal cuore, quindi molto istintivamente, non c'è stato un ragionamento dietro, facciamo così perché è così che poi funziona, no. E l'abbiamo fatto in maniera molto istintiva, devo dire che ha funzionato, ma semplicemente perché noi siamo sempre stati innamorati dei nostri figli. Ad un anno dalla cattura di Matteo Messina Denaro emergono nuovi particolari che hanno un sapore amaro, a cominciare dal fatto che Campobello di Mazara fin dal 1996 sarebbe stato il buon ritiro del boss ricercato dal giugno 93. Da qui poi, con la compiacenza di un numero impressionante di favoreggiatori, si sarebbe spostato in tutto il mondo continuando i suoi affari illeciti, e chissà quante sono state le persone che lo hanno protetto dal lungo assedio delle forze dell'ordine. Non si contano le operazioni antimafia, i blitz messe a segno su Campobello e Castelvetrano, e lui intanto si prendeva gioco e ironizzava anche sulle foto fatte realizzare dagli inquirenti che lo cercavano, foto che nulla avevano a che vedere con il suo vero volto, come lui stesso scriveva nei suoi diari rinvenuti nell'ultimo covo di via San Vito a Campobello di Mazara, foto che lo facevano sembrare un vecchio di 85 anni, scriveva Matteo Messina Denaro. Il boss annotava ogni cosa, anche di aver incontrato nel 2006 la figlia Lorenza e la madre di questa, Francesca Lagna, e di come nessuna delle due lo avesse riconosciuto. Con Lorenza poi si sarebbe incontrato ad aprile scorso, un incontro voluto dalla giovane. Padre e figlia si sono visti nel carcere dell'Aquila, dove il boss era stato nel frattempo rinchiuso. Gli investigatori ancora indagano sul boss. La mole di documenti e pizzini rinvenuti sono un patrimonio inimmaginabile. Mentre continua la caccia ai favoreggiatori che hanno coperto la trentennale latitanza, si cerca anche il tesoro, ed una pista riporta ancora in Svizzera. Dopo la sua cattura, la Procura di Palermo a settembre scorso ha riaperto la rogatoria di ricerca dei capitali nella Repubblica Federale Svizzera, rogatoria che già aveva portato nel 2015-2016 i magistrati della Procura federale a perquisire società finanziarie, istituti di credito ticinesi e a sentire persone che erano in affari con Domenico Scimonelli, imprenditore di Partanna, fedelissimo di Messina Denaro. Oggi, del boss morto a settembre scorso, rimangono gli scritti, le immagini del suo arresto a Palermo e quella breve frase con la quale conferma l'investigatore di essere Messina Denaro. Come ti chiami? L'ho detto. Dillo. Come ti chiami? L'ho detto, Matteo Messina Denaro. Dal caporalato nelle campagne alle corse clandestine, dallo spaccio di droga alla detenzione di armi, ma anche irregolarità nel settore delle onoranze funebri e nelle ambulanze. Sono state oltre 1000 le persone identificate durante i controlli a tappeto della polizia a Gela e Niscemi. È il bilancio dell'operazione Alto Impatto della questura di Caltanissetta. 5 le aziende agricole perlustrate, 3 delle quali sono state sospese. Diverse le violazioni riscontrate sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Oltre 25.000 euro le sanzioni contestate. 3 le stalle per l'allevamento di cavalli controllate a Niscemi, con la denuncia di altrettante persone. Gli animali venivano allevati in locali abusivi del tutto sconosciuti ai veterinari. Si indaga anche sull'ipotesi di un giro di scommesse clandestine. 18 le perquisizioni alla ricerca di armi e materiale esplodente, 2 denunciati per detenzione illegale. Una parte delle attività di controllo è stata dedicata al settore delle onoranze funebri, contestate sanzioni amministrative per migliaia di euro nei confronti dei titolari di alcune agenzie per violazioni delle leggi sanitarie sull'edilizia. Sono state avviate le procedure per la revoca di 4 licenze. Sono state contestate 95 infrazioni al codice della strada, 67 i posti di controllo effettuati e 55 le attività commerciali sottoposte a controllo. La Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici di Agrigento, dopo alcuni esposti presentati dal dirigente del Codacons Giuseppe Di Rosa, ha sospeso i lavori di costruzione di un asilo e scuola materna alla Villa del Sole di Agrigento perché non autorizzati. Ciò purtroppo è avvenuto quando già ampia parte del rinomato e storico patrimonio verde della villa tra alberi e piante è stato abbattuto e rimosso, sollevando sconforto e indignazione tra tanti.
Il Comune di Agrigento e l'impresa non hanno mai chiesto e ottenuto il nulla osta al progetto esecutivo, così come invece è obbligo di legge per tutti i lavori pubblici, denuncia il Codacons, che ha presentato degli esposti alla Procura della Repubblica di Agrigento e ai Carabinieri del NOE, il nucleo operativo ecologico. Abbiamo chiesto alla Procura di agire assieme a tutte le altre associazioni. Chiederemo adesso per iscritto l'incontro al Procuratore della Repubblica come persone a conoscenza di reati e di fatti rilevanti. Non ritengo che dobbiamo chiedere al prefetto l'intervento, ma alla Procura della Repubblica. Il prefetto doveva e dovrebbe agire nel momento in cui si stava perpetrando una cosa che amministrativamente non andava. Qua ormai c'è il reato è stato consumato. Gli agrigentini a questo punto vogliono comprendere come si sia potuto portare in gara un progetto esecutivo che di fatto non solo non aveva avuto il nulla osta paesaggistico, l'autorizzazione paesaggistica, ma addirittura non era mai neppure stato portato in soprintendenza. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, non commenta, ma annuncia che terrà sul tema del progetto una conferenza stampa senza però specificare alcuna data. Ho scelto il sud e non me ne voglio dire, ho scelto il sud, perché cavolo campare. Scegliere il sud per rimanerci, anche se questo sud ha il volto di Cerami, solo 1000 abitanti nella provincia di Enna, comune che vive un progressivo spopolamento. Ogni luogo, anche piccolo e poco collegato con i paesi della stessa provincia, può diventare un gioiello prezioso per un riscatto che passa da iniziative di aggregazione e di cultura. Cerami e il suo teatro da febbraio saranno un punto di partenza perché Curesta arrinesci, parola di Mario Incudine, che è motore della nuova iniziativa voluta dall'associazione Acers. Curesta Arrinesci parte dalle periferie, parte da un paesino al centro della Sicilia, a Cerami, e questo per me è rivoluzionario, perché se la rivoluzione parte, diciamo così, dai margini ha più forza. Un corso di teatro e musica per ragazzi per creare un'orchestra giovanile, poi una vera e propria residenza teatrale con prove aperte al pubblico. Da febbraio Cerami sarà un pullulare di presenze in arrivo dai paesi vicini, più noti e popolati come Troina e Nicosia, per confrontarsi anche con personalità della cultura e del teatro. Noi da Cerami, grazie alla musica, grazie al teatro, ma soprattutto grazie all'identità siciliana, vogliamo rilanciare un nuovo brand della Sicilia per riappropriarci della nostra identità. E se ci riappropriamo della nostra identità partendo dal cuore della Sicilia, conquisteremo tutta l'Italia. Palazzichini di ricchezza, un mare di bellezza, sta terra è una picciotta casa e scioglie la cezza. E proprio a Cerami Mario Incudine ha presentato in anteprima la sua Resto al Sud, nata con il sostegno delle Vie dei Tesori. Immancabile il ritmo e un altro irrinunciabile tesoro, il dialetto. Popolo levatici il passaporto, a tavola un ne mangia, a letto un ne dormi, è sempre ricco. Un popolo diventa povero e servo quando ci arrobbano la lingua addutata delle pace, tanto è perso per sempre. E me ne accorgo ora, mentre accordo a chitarra del dialetto, che perdi una corda allo York. Un gennaio già decisivo per il mercato, certo, ma anche per il proseguo della stagione. Il Catania, che finora ha viaggiato sull'altalena, ha trovato con il Brindisi indicazioni positive dopo la rivoluzione, che è ancora in atto, in termini di uomini e con tanti nuovi in campo, ma adesso vuole conferme, perché i prossimi avversari da affrontare in trasferta sono la sorpresa del campionato Picerno e il Rimini per l'importantissimo match di andata della semifinale di Coppa. Chiarella, dopo il gol di sabato, vuole continuare ad essere importante. Speriamo che da qui non solo la mia stagione, la stagione di tutto il Catania prenda una svolta decisiva. E in mezzo all'impegno agonistico c'è il mercato che va avanti. La società deve concentrarsi un po' di più sulle uscite, perché al momento ci sono state 7 ingressi e, se non sbaglio, 3 uscite, quindi in questo momento siamo 30, più di 24 in rosa non possiamo averne, si rischia magari di avere 6 giocatori oltre che possono limitare gli investimenti che la società è ancora pronta a fare. Oltre alle cessioni si parla di giocatori che possono interessare. Sturaro, per dirne uno, si è proposto, ma va verificato se ci sono le condizioni o se ci sono altre squadre che raccolgono l'interesse del giocatore. Sulle cessioni Dubiscas alla Feral Pisarò, ma andrà via anche Marsura, che può entrare in uno scambio, e poi Rizzo, Mazzotta, De Luca e Popovic, oltre forse alla Dinetti. Poi da verificare le posizioni di Rocca, che con il 3-4-1-2 potrebbe diventare meno funzionale nonostante le grandi qualità, e Chiricò, di cui si vocifera da tempo, ma sono posizioni che andranno appunto verificate dopo Rimini.
Il primo successo dell'anno regala al Messina emozioni inattese in classifica, con un +2 sulla quintultima posizione e tiene salda la panchina di Modica. La squadra ha tirato fuori orgoglio, concentrazione e motivazioni, complice anche una prestazione della Casertana disarmante e ben lontana dagli attuali 38 punti e dal ruolo di vice capolista. Dopo 2 pareggi e la sconfitta di domenica scorsa contro l'Audace e Cerignola, il Messina torna in corsa per la salvezza diretta, trascinato dalle invenzioni di Rosafio, dalla doppietta di Emmausso e da una buona solidità difensiva. Il 4-2-3-1 di Modica, figlio anche delle assenze e delle conseguenti necessità, ha finito per complicare i piani dei rossoblù, quasi mai in partita se non nella parte iniziale. 10 occasioni per il Messina, di cui 2 trasformate, forniscono l'esatta dimensione della prestazione giallorossa, con gli avversari che non perdevano dal 16 ottobre, quasi 3 mesi fa, anche in quel caso al Pinto, sempre 0-2, ma contro l'Avellino. Inizia un'altra settimana di mercato e la società è chiamata a potenziare l'organico per evitare nuovi clamorosi tonfi e la pericolosa lotteria dei play-out. La squadra e Modica hanno lanciato dal campo un segnale chiaro al presidente Sciotto, chiamato a rispondere in termini concreti, perché il Messina di Caserta, con i giusti rinforzi, può centrare la terza salvezza della sua travagliata ed infinita gestione societaria.